Allora, come sa lei, io ci avevo già lavorato con l'avvocato Tacopina, poi le cose non sono andate a buon fine perché la parte venditrice si è resa inadempiente rispetto agli obblighi che aveva assunta dal punto di vista contrattuale. Erano sicuramente degli obblighi complicati, però quelli erano gli accordi e quindi il progetto poi non è stato portato avanti. E per quanto riguarda quindi tutte queste informazioni, che sono un patrimonio che abbiamo acquisito in quel periodo, sono state utili a ricercare altri soggetti che potessero essere interessati. Molti si sono avvicinati, molti non erano adatti, usiamo questo termine, per questo tipo di progetto, o per questioni economiche o per questioni motivazionali, e recentemente, proprio nelle ultime 2 settimane, 3 adesso perché un po' poi il tempo passa, no? C'è stato un avvicinamento del gruppo Pelligra, ho avuto modo di rappresentare le informazioni che avevo acquisito e abbiamo avuto un ritorno entusiasta legato proprio a questa bella storia di lui, che i suoi parenti erano siciliani, della comunque forte senso di appartenenza che lui ha nei confronti di questa terra e ovviamente anche della serietà dei progetti che stiamo cercando di costruire, in parte già ipotizzati, in parte ovviamente devono essere declinati in maniera più specifica una volta che si entra a contatto con la realtà e la si percepisce in maniera più chiara. Forse lei non aveva mai mollato il progetto Catania? Insomma, a me il calcio piace, per cui diciamo che era una bella sfida, sono contento di aver avuto questa soddisfazione. Una sfida che comincia adesso. Sì, adesso arriva la parte difficile, per cui trasformare i progetti in realtà serve tanto sacrificio, serve tanta attenzione e anche a volte un po' di fortuna, no? Perché poi sulla parte sportiva, lo sapete meglio di me, non sono solo le risorse a disposizione, non sono solo le competenze, a volte serve un po' di fortuna. È chiaro che quello che ho detto prima aiuta a portarsi la fortuna alla propria parte. I tempi della ripartenza sono stretti, sia per quanto riguarda la composizione dell'organigramma societario, sia per quanto riguarda tutto il resto, compreso in prospettiva Torre del Griffo. Sono molto stretti e stiamo correndo per cercare di fare tutto quello che si può fare il prima possibile, per cui come avevamo già detto ci siamo già sentiti con la federazione, parleremo con i curatori, stiamo parlando con varie persone all'interno del mondo del calcio e quindi insomma, quello che si può anticipare lo anticipiamo. È chiaro che abbiamo degli ostacoli che non dipendono da noi, che dobbiamo superare e in alcuni casi dobbiamo attendere per poterli affrontare, però insomma, non ci spaventa. Grazie. Quale sarà il suo ruolo in seno alla società? Allora, per quanto abbiamo già detto anche nelle precedenti interviste, insomma, il mio sarà un ruolo di supervisione, di strategico, nel senso di collaborazione con il team, di collaborazione con la proprietà e anche di presenza non continuativa a Catania, perché poi le cose si capiscono se si è, no? Quindi se si vedono le partite, se si è presente in sede, quindi c'era un rapporto di questo tipo. No, sapete già come la penso. No, spero che il Presidente non vi abbia risposto, se no ha svelato tutti i nostri piani. No, ma a parte questo, per quanto riguarda l'organigramma stiamo parlando con diverse persone e cercheremo nel più breve, dobbiamo prima costituire la società, poi una volta costituita la società facciamo il contratto e vi presentiamo le persone una per una, un po' alla volta, così ci sarà la possibilità di conoscerle. E per quanto riguarda il mio ruolo, sarà un ruolo di vicinanza professionale al Catania, di presenza non continuativa e di supporto allo staff e di supporto alla proprietà per indirizzare, per mettere a disposizione quelle che sono le mie competenze nell'ambito del mondo del calcio, insomma. Abbiamo tentato anche di sapere qualcosa in più di Torre del Grifo, avrete degli incontri sicuramente, è un obiettivo quello di arrivarci il più presto possibile, in caso quando e nel caso non ci arrivasse velocemente dove si allenerebbe questo nuovo Catania? Dunque, è una
una domanda complessa, ma le spiego il perché. C'è la volontà di riuscire ad entrare a Torre del Grifo il prima possibile, è evidente che non è possibile acquisirlo immediatamente, quindi ci incontreremo con la curatela, siamo convinti che ci sarà la disponibilità a trovare un accordo per l'utilizzo della struttura. È chiaro però che questa struttura per tanto tempo non è stata manutentata e poi successivamente alla chiusura a seguito del fallimento, dell'interruzione dell'esercizio provvisorio, non c'è stata più neppure la cura comprendo il perché, ma insomma non è stato più curato neppure il manto erboso, quindi oggi i campi e gli impianti versano in uno stato di abbandono e di degrado che dovremmo cercare di capire come e se sono superabili e in che tempi. Detto questo, cercheremo delle soluzioni alternative di breve termine finché non sarà possibile utilizzare quei campi, ecco. Però contiamo comunque di entrarci velocemente.